torna a vincere il Tremme Calcio a 5 che si impone con il risultato di 5-0 contro il Bonifato Alcamo. Siamo qui con mister Roberto Zapparata. Le chiediamo subito, un primo tempo forse non perfetto, secondo tempo però la sua squadra è cambiata. Cosa è successo? No, il primo tempo è stato un primo tempo di grande pazienza, loro si difendevano molto bene, si chiudevano molto bene, dovevamo aspettare il momento giusto per poterli colpire. Abbiamo creato, però c'era anche un avversario che, la classifica parla chiaro, aveva tutte le carte in regola per far bene, quindi la bravura è stata quella di attaccare e non subire contropiedi fatali, cosa che in precedenza abbiamo vissuto in altre partite, quindi già il primo tempo per me era molto soddisfacente, a parte che l'abbiamo chiuso in vantaggio. Poi nel secondo chiaramente abbiamo trovato più spazi, loro si sono allungati un attimino e abbiamo ragazzi che negli spazi larghi possono essere devastanti. E quindi il risultato poi ha preso corpo, ma la cosa che ha sottolineato Giuseppe, io confermo, era la impermeabilità difensiva, che è uno degli aspetti sui quali abbiamo lavorato durante tutto il girone di andata e che stiamo cercando di correggere con un dispositivo in campo diverso e anche con giocatori con caratteristiche diverse. Quest'oggi diversi volti nuovi in campo, come giudica i nuovi arrivi di questa campagna acquisti invernale? Giglio arriva, ma arriva in un contesto di portieri già molto valido. Io ero molto contento di tutto quello che era accaduto per quanto concerneva l'estremo difensore. Abbiamo perso Norf, è arrivato Giglio, ma il parco portieri per me è estremamente valido. Giglio ha l'esperienza, è anche un preparatore dei portieri, ha meritato in categorie superiori e quindi tutte queste cose hanno influito positivamente sulla sua prestazione. Giuseppe Di Dio, è superfluo presentarlo, è un po' la storia del calcio a 5 a Palermo, ha giocato in categorie ben diverse, ha dato tanta esperienza, tanta umiltà, tanta professionalità in un contesto dove comunque questi aspetti già c'erano. E poi c'è stato il ragazzino Guglielmini che ha debuttato e spero anche in futuro che possa avere sempre un utilizzo maggiore, significa che cresce, quindi questo è quello che noi vogliamo dai nostri giovani. Mister, invece adesso parliamo un po' di statistiche, so che lei le cura molto attentamente e le dico subito che quest'oggi la sua formazione era la seconda peggiore difesa del campionato, ma oggi 5-0 il risultato, porta inviolata, quindi cosa è cambiato? È una cosa che sapevamo da tempo, noi abbiamo viaggiato con questa classifica, secondo miglior attacco e seconda peggior difesa in quasi tutto il girone di andata. Ha inciso anche la debacle che abbiamo patito ad Alcamo proprio contro il Bonifato, che è stata una partita disastrosa, ovviamente perché sono stati molto bravi anche loro, ed è stata la partita che ha cambiato un po' il campionato. Da quel momento sono venuti sia risultati positivi e la vittoria ad Alcamo contro lo Sporting, però quella statistica è rimasta inalterata per tutto il girone di andata. Ripeto, ci stiamo lavorando cercando di coniugare come si sta in campo con le caratteristiche dei ragazzi, l'arrivo di Cutrona, di Dio, e in relazione a quello che possiamo fare meglio a livello difensivo. Quindi abbiamo agito sia sugli uomini che arrivano e anche su alcune variazioni e alcune coperture difensive che durante il girone di andata non sempre ci sono state. Lei mi ha citato giustamente la gara di andata, 8-0 il risultato molto pesante. Qual è stata la differenza, forse se lei dovesse dirne una in particolare che oggi non c'è stata? Con tutto quello che avevamo col Bonifato, l'8-0 nasce dal fatto che non avevamo un solo difensore. Quel giorno avevamo soltanto giocatori con spiccate doti offensive che hanno beccato la giornata sbagliata e nel momento in cui dopo pochissimi minuti eravamo già con 3 gol sotto, la partita poi ha preso una piega che ovviamente ci è servita ad abbassare un po' le ali e nel contempo ad avere l'umiltà che ci ha consentito poi di rimontare. Credo che la forza di questo gruppo, anche del rapporto che ho con il mio presidente, è nato proprio ad Alcamo. Là si poteva sfasciare tutto, oppure invece riboccarci le maniche e reagire, è quello che è accaduto. Invece adesso diamo uno sguardo alla prossima partita contro il Cus Palermo, come la preparerà e cosa si aspetta vista la squadra che affronterà? Queste sono partite che si preparano da sole, perché giochi con il Cus, è un derby molto sentito, giochiamo in un palazzetto bellissimo contro una squadra fatta da ottimi giocatori e quindi è normale che è una partita che si prepara con grande emozione, con grande concentrazione, con grande voglia. Vogliamo andare lì e giocarcela, fermo restando che sappiamo che andiamo a incontrare una squadra estremamente dotata e con tanti giocatori di ottima categoria. È terminata con il risultato di 5-0 la sfida tra Tremme Calcio a 5 e Bonifato Alcamo. Siamo qui con uno dei protagonisti in campo, Giuseppe Di Dio, lo salutiamo. Buonasera. E ti chiediamo subito, esordio con vittoria, come l'hai vista questa nuova squadra?
Allora, i ragazzi li conoscevo e sapevo che erano bravi. Ovviamente sono giovani e devono fare ancora esperienza, soprattutto sotto porta dobbiamo essere più cattivi perché ne potevamo fare di più gol oggi, però ci sta. Sei un uomo di esperienza, quindi ti faccio una domanda subito sui giovani. Calò, Calvaruso, Scalavino sono veramente dei ragazzi di grande prospettiva. Che consiglio gli dai dopo questa partita? Allora, innanzitutto il consiglio che gli do è di allenarsi, perché se ti alleni puoi arrivare a tutto il livello di calcio che vuoi. E ovviamente loro già hanno dei mezzi veramente impressionanti, io li vedo negli allenamenti e sono veramente, per prenderli uno deve fare un grandissimo sforzo. Adesso invece guardiamo la classifica, quota 23 per il Tremme Calciacinque che vince ancora, ma la guardate la classifica con le prime 3 posizioni, Sporting Alcamo, Cus Palermo, Tremme Calciacinque può essere una protagonista? Ovviamente noi vogliamo essere protagonisti perché siamo giocatori che giochiamo per vincere, non gioca nessuno per perdere, però ripeto, siamo là, ci facciamo il nostro campionato con i ragazzi terribili, perché per me sono ragazzi terribili, ovviamente abbiamo pure un po' di esperienza e speriamo di fare bene. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita, l'abbiamo citata precedentemente, Cus Palermo in trasferta, che gara ti aspetti e come la preparerete? Ovviamente il mister le prepara tutte ai minimi particolari le gare. Il CUS è una grande squadra perché i nomi dicono tutto, li conosciamo, sono amici e sappiamo che sono i candidati a vincere il campionato, però ce la metteremo tutta per farci valere. New entry in casa Tremme Calciacinque, esordio con vittoria 5-0, porta inviolata. Giuseppe Geio, hai fatto tutto tu, ti chiedo dalla tua visuale che gara hai visto? È stata una gara, sapevamo era uno scontro diretto, diciamo, guardando la classifica per i playoff, anche se inizialmente l'obiettivo del presidente penso che era inizialmente una salvezza tranquilla, per adesso siamo lì e l'appetito che viene mangiando, sappiamo che ci sono 2 corazzate come Alcamo e Cus, credo che alla lunga faranno un campionato a parte, però se noi facciamo queste prestazioni penso che ci possiamo divertire, possiamo ambire anche a un posto per i playoff. Una porta inviolata molto importante per i portieri, ma ti faccio la domanda: quanto è importante per te tenere quella porta senza subire gol? È stato per me importantissimo, infatti sognavo un esordio del genere perché ho visto, perché poi io vado a guardare le statistiche, facciamo tanti gol ma tutt'altro prendiamo molti gol perché siamo una squadra che concede tanto, mentre oggi grazie al mister che settimana ha preparato questa partita in maniera impeccabile, siamo stati una squadra quadrata, quindi va bene attaccare, ma soprattutto l'obiettivo primario non prendere gol e aspettare il Bonifato che ha fatto la sua onesta partita, anche perché noi potevamo fare altri gol, ci siamo mangiati un bel po' di gol, pure pali, traverse, e il portiere ha fatto pure delle belle parate, quindi un esordio così era da sogni e ringrazio anche i miei compagni che mi hanno accolto benissimo, il mister, bellissimo ambiente. Il primo tempo forse non è stato perfetto per il Tremme Calciacinque, il secondo invece è completamente diverso, cosa è cambiato? Sì, sono d'accordo, il primo tempo abbiamo concesso qualche ripartenza, facevano sempre l'1-2, infatti era sempre libero lì a destra, imbucavano sempre questa palla, infatti nel primo tempo col mister abbiamo notato questa cosa che imbucavano facilmente e andavano in porta, quindi nel secondo tempo poi abbiamo fatto i gol, ma io ho detto sempre l'importante, l'obiettivo dice stai vincendo 3-4-0, non dobbiamo subire gol, o me l'obiettivo è non prendere gol e i ragazzi ci siamo riusciti. Adesso invece diamo uno sguardo al prossimo match contro il Cus Palermo, una partita importantissima. Ti chiedo subito come la preparerete e poi tu nel personale come la preparerai, se conosci chiaramente gli avversari. Li conosco bene, ho tanti amici lì al CUS, sono veramente una corazzata per la C1, penso che tranquillamente possono giocare in Serie B e fare pure un campionato dignitoso perché hanno un roster veramente forte per la categoria. Come si prepara? Penso che questa partita si prepara da sola. Ora non è perché noi siamo lì e non abbiamo nulla da perdere, no, ormai siamo lì e vogliamo provarci, cercheremo di dargli fastidio, anche se sappiamo che il CUS è una squadra che insieme all'Alcamo credo che faranno un campionato a parte.